Buongiorno e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. In apertura di questa edizione del nostro telegiornale, la cronaca giudiziaria. L'imprenditore Paolo Calligaris è stato assolto ieri sera per non aver commesso il fatto dell'accusa di aver ucciso l'allora compagna Tatiana Tulissi. La decisione è stata presa nella tarda serata dalla Corte d'Assise d'Appello di Trieste dopo una lunga camera di consiglio. La sentenza cancella così la condanna a 16 anni di reclusione che era stata pronunciata in primo grado dal GUP del Tribunale di Udine il 19 settembre 2019. Il delitto era avvenuto nel tardo pomeriggio dell'11 novembre 2008. La donna, 37 anni di Villanova dello Iudrio, era stata uccisa a colpi di pistola sull'uscio della Villa Manzano in cui la coppia abitava. Parliamo ora di lavoro. Nel primo semestre del 2021 il numero dei nuovi rapporti di lavoro dipendente attivati in Friuli Venezia Giulia nel settore privato, esclusa l'agricoltura, è aumentato del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, pari a 5.500 unità in più. A renderlo noto oggi il ricercatore dell'IRES Friuli Venezia Giulia Alessandro Russo, che ha rielaborato i dati INPS. L'incremento ha riguardato tutte le tipologie contrattuali con una maggiore intensità per le assunzioni a termine più 30%, in somministrazione più 44% e stagionali più 48%. I flussi in ingresso nel mercato del lavoro hanno cominciato a intensificarsi a partire da marzo per poi superare anche i livelli del 2019 nel periodo maggio-giugno. Tra gli altri dati segnalati da IRES, il dimezzamento del ricorso alla cassa integrazione guadagni nei primi 8 mesi del 2021, meno 47,8%, e l'apertura nei primi 6 mesi del 2021 di più di 6.400 partite IVA. E sono arrivate direttamente da Confartigianato le nuove divise per i ragazzi del Civiform impegnati nel settore della ristorazione. Sentiamo nel servizio. Sono stati donati da Confartigianato i 50 camici che indosseranno gli studenti del corso di ristorazione del Civiform. Un rapporto che prosegue da molti anni, quello tra l'Istituto Cividalese e Confartigianato, uniti nella promozione dell'educazione di nuove figure professionali. Devo dire che la sensibilità che ha avuto e che ha, che dimostra costantemente il Confartigianato Imprese è nei nostri confronti sempre comunque oggetto di disponibilità e di presenza. Il fatto di averlo poi tra l'altro come cooperativa di Civiform, come socio, ecco, vuol dire avere un socio partecipato nell'attività che noi andiamo a svolgere, che è quella di preparare i nostri giovani ad affrontare il mondo del lavoro nel senso di umano e professionale. Oggi siamo qui a consegnare questi camici in segno di riconoscenza all'Istituto Civiform, con il quale vorremmo continuare nella collaborazione proprio nella formazione dei ragazzi per i mestieri che oggi trovano difficoltà a trovare risorse umane. Quindi questa è una nostra volontà di essere a fianco di questi prestigiosi istituti, che qui c'è una storia ormai di oltre 50 anni, che continua a formare ragazzi che oggi sono indispensabili per il futuro della nostra economia. Quindi è un piccolo segno di riconoscenza che vuole essere anche un augurio per i ragazzi che trovino subito il lavoro e soddisfazione economica che senz'altro avranno. E ora dovremmo avere in collegamento, in diretta, Andrea Pierini da Trieste, perché si sta svolgendo in questi momenti la manifestazione No Green Pass organizzata che ha richiamato numerose persone. Le potete già vedere in anteprima in questa immagine, con il centro del capoluogo Giuliano completamente bloccato. A te, Andrea. Sì, buongiorno, da Piazza dell'Unità d'Italia, so che sentite più forse il corteo di me, ovviamente come vedete una Piazza dell'Unità piena di ragazzi nelle misure, parliamo di 10.000 persone, uno della Cortina parlava di 8.000, voi vedete solamente una parte di Piazza Unità, siamo esattamente sotto la presidenza della Giunta regionale
il corteo è un corteo contro il Green Pass, anche se ovviamente lo vedete anche da alcuni striscioni libertà dai vaccini pericolosi e non solo. 10.000 persone, come detto, questa mattina sono partite da Largo di Borgo al centro a Trieste, hanno percorso le 10 cittadine, passando sotto la sede del tribunale, sotto la sede della RAI, sotto la sede del Consiglio ambientale, incenditori contro il contro Mario Draghi, contro il governo europeo che ha imposto il Green Pass, che per tutti è una protezione della libertà, lo vedete sullo striscione che adesso andiamo a zoomare e inquadrare è quello che ha aperto il corteo. E qua sentite il coro ovviamente di resistere le linee, essendo in fascia protetta a voi studi, ovviamente questa sera tutti gli aggiornamenti dell'edizione serale del telegiornale, e Davide sono dello studio. Bene, grazie ad Andrea Pierini che proseguirà ovviamente questa mattinata con le proteste. Seguiremo anche nel corso della serata ciò che accadrà, sperando che non avvengano appunto degli scontri. Tutti gli aggiornamenti appunto nel telegiornale delle ore 19, riassumeremo quanto è accaduto. Andiamo invece alle celebrazioni per i 100 anni dall'arrivo della bandiera del Milite Ignoto, che si svolgeranno ad Aquileia in questi 2 giorni. Una sorta d'anteprima invece c'è stata a Farra di Sonzo ieri, che ha voluto ricordare i caduti della Grande Guerra insieme alla banda della Brigata Pozzuolo ai comuni ungheresi e austriaci gemellati. Sentiamo. A 100 anni dalla cerimonia che portò il feretro del Milite Ignoto da Aquileia a Roma, anche Farra di Sonzo ha voluto ricordare quel simbolo della fine della Grande Guerra. Ad organizzare il tutto è stato l'assessore al gemellaggio Pierino Blasic. Presso la tenuta a Villanova, la banda della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli ha intonato un concerto con alcune celebri melodie, tra cui alcune uscite dal genio di Ennio Morricone. Immancabile anche un omaggio a Raffaella Carrà, con un medley che ha ricordato le hit della compianta showgirl. Come sottolineato dall'assessore regionale al patrimonio Sebastiano Callari, è stata un'anticipazione di quanto si ricorderà questa domenica ad Aquileia, quando arriverà la bandiera nazionale che nel 1921 avvolse il feretro in direzione della capitale. Non voleva essere una semplice cerimonia tanto per ricordare qualcosa, ma abbiamo fatto partecipare una delegazione di austriaci e una delegazione di ungheresi, tra l'altro dei paesi con cui noi siamo gemellati, no? Per poter fare qualcosa assieme. Perché fino a poco, io dico sempre quando ci incontriamo, i nostri nonni erano nemici. Noi siamo qua a ricordare, a fare festa anche, perché no, assieme. Questo era il significato di questa giornata. Ultima pagina, successo ieri in Piazza Libertà Udine per Udine Fashion Night, sfilata organizzata da Barbara Beltrame Atelier in collaborazione con Anna Marischi Danieli, presidente di Confindustria, una prova tangibile della ripartenza per il settore della moda messo duramente alla prova dalla pandemia. Per la presidente di Confindustria Udine è stato anche l'esordio nella moda, sua la collezione Pret-à-porter Comundra in birmano Il fiore del lotto. Marischi Danieli ha realizzato anche capsule per la sposa, ossia una piccola collezione composta da pochi elementi facilmente abbinabili e interscambiabili tra di loro. A chiusura della serata un abito da sposa formato da circa 500 foto di matrimonio. Un'inedita e molto convincente Irene Grandi, in versione blues, è stata la protagonista applauditissima della seconda serata di Vocalia, festival internazionale di musica promosso dal comune di Maniago, dedicata alla magia della voce. Una magia che Irene Grandi ha saputo creare con il suo nuovo progetto Yen Blues, nel quale unisce ai brani classici del blues riferimenti alla sua carriera da cantante, ovvero un'accurata selezione di brani italiani la cui anima è profondamente blues. Allora sentiamola in questa intervista a fine serata. È un periodo abbastanza di trasformazione, io lo sento proprio appunto difficile, nello stesso tempo proprio il fatto di mettersi in discussione ti può anche far pescare delle idee nuove,
perché appunto il blues, forse se non ci fosse stato tutta questa situazione così anche difficile per incontrarsi, per creare, magari non mi sarebbe mai venuto in mente, mentre invece lo sto veramente apprezzando questo momento, perché appunto mi fa riprendere come coscienza proprio della mia voce, visto che stasera stiamo proprio a Vocalia, è un posto anche adatto per esprimere questa cosa, perché in effetti cantare in inglese, cantare quelle canzoni con questi diciamo colori del blues permette anche una espressione diversa della voce, e questo mi ha in qualche modo rassicurato da una parte, creato un po' di voglia di ancora di sperimentare, quindi da una parte mi rassicura, da una parte mi porta verso un mondo ancora un po' ignoto, magari ancora una nuova fase forse potrebbe nascere in questo periodo, provare magari anche a continuare e a vedere da che cosa viene fuori da questa scaletta così bizzarra forse per la mia carriera. Però ecco, apprezzo ecco, questi momenti anche di incertezza, cioè bisogna cercare di apprezzarli proprio perché è da lì che forse nasce qualcosa di nuovo, di diverso. Quindi mi auguro che sia così. È iniziata, concludiamo con lo sport, nel migliore dei modi, la stagione di basket per le due compagini udinesi. L'Old Wild West Apo Udine ha battuto con una grande prova difensiva la Tramec 100 per 62-49, mentre vittoria a Cardopalma per la Gesteco Cividale contro Moncada Energy Agrigento per 62-61. Questa sera Telefriuli trasmetterà alle 22:30 l'incontro di semifinale gruppo Mascio Treviglio contro appunto Old Wild West Udine. A mezzanotte invece l'incontro di Serie B è appunto la gara di Coppa, appunto Gesteco Cividale Chi Energia Rieti. Bene, con questa immagine abbiamo concluso il nostro notiziario. Io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e ci vediamo questa sera sempre telegiornale alle ore 19. Grazie, arrivederci.